Avvio di 2020 in salita per i poliziotti a Genova e non solo, dal contratto di lavoro scaduto da un anno a diverse altre criticità. Un allarme non è il primo purtroppo lanciato dal SIAP, il sindacato italiano appartenenti polizia. Roberto Traverso, segretario proprio del SIAP, qui con noi nei nostri studi. Allora, andiamo un po' con ordine. Traverso, facciamo il punto. Un anno che è partito in salita, vi avete detto. Carenze di personale, c'è molto altro, no? Poi arriviamo anche a qualche dettaglio legato alla sicurezza nei dati, a quella percepita e viceversa sostanzialmente. Ben trovato. Buongiorno a tutti, sì, in salita perché dobbiamo dirlo, anche perché molto spesso a fine anno si approfitta per tirare le somme e le somme per noi sono preoccupanti perché iniziamo un anno con un contratto scaduto malgrado le promesse che ci sono state fatte, perché sulla sicurezza bisogna dirlo, è noto, spesso si fa consenso anche di tipo preelettorale, e sulla sicurezza sono state fatte molte promesse non solamente a chi rappresenta la categoria, poliziotti, carabinieri e finanze e quant'altro, ma anche ai cittadini. Però dobbiamo essere concreti e non vogliamo assolutamente, tra virgolette, piangerci addosso, assolutamente, però abbiamo anche un capo della polizia che non perde occasione per dire che c'è bisogno assolutamente di investire con risorse. Diciamo questo perché, tornando alla situazione nostra, quella locale, genovese, ligure, è chiaro, i dati molto spesso che non sono, diciamo così, bilanciati, perché andare a analizzare in modo asettico la diminuzione di certi tipi di reati, perché abbiamo letto sui giornali parole tranquillizzanti rispetto alla diminuzione di dati, ma percentuali, tipo sulle rapine, sui furti, ma bisogna dirli tutti, perché in realtà sì, c'è stata una lieve diminuzione di questi, ma abbiamo invece dati veramente preoccupanti e dilaganti su quelli che sono reati che sono molto appetibili alla criminalità organizzata, quella che silentemente si sta impadronendo del nostro territorio, in particolare quello dello spaccio di stupefacenti. La Liguria è veramente il portone sull'Europa, visto il porto di Genova e altri porti che ci sono in Liguria. Poi da poco tempo si è aperta anche la piattaforma Merce a Savona, e anche su quello ne abbiamo chiesto risorse, perché di fatto ci troviamo una porta nuova verso l'Europa. Entra, questo è indubbio, non lo diciamo solo noi, tantissima droga dai porti e lo spaccio dilaga. Questo è un fenomeno che deve essere arginato non solamente con attività mediatiche come quelle dei pattuglioni, lo diciamo da sempre, che vengono fatte per dare tranquillità. Bisogna, e lo ribadiamo all'ennesima potenza, investire su chi deve andare a snidare questi fenomeni. L'attività investigativa, no? Certo, solamente sulla Liguria basti dire che la competenza distrettuale dello SCO, della squadra mobile, che è distrettuale, che va da Massa a Ventimiglia, è in ginocchio, perché abbiamo grossi problemi di risorse proprio anche per pagare le trasferte, per pagare le missioni, quindi ci sono, e poi per il personale che manca su questo tipo di investimento. Fermo restando che abbiamo sul territorio comunque le pattuglie delle volanti che contribuiscono a dare una tranquillità, voglio dire, perché una visibilità dinamica, che sono anche loro in grave difficoltà. Abbiamo carenze di mezzi, addirittura dobbiamo... Mezzi e personale, entrambi? Mezzi e personale, anche perché il dato è oggettivo, molto spesso i colleghi... Ma mi raccontava, mi scusi se la interrompo, nel fuori onda, intanto ne approfitto, ricordo per chi ci ascolta che qui su Babboleo News con noi c'è Roberto Traverso, segretario del SIAP, sindacato italiano appartenenti polizia. Tra un turno e l'altro si aspetta l'auto, abbiamo anche questo tipo di problemi, malgrado gli sforzi che vengono fatti a livello locale, perché le macchine hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di riparazione, sono poche, molto spesso per montare da un turno all'altro i colleghi devono aspettare la volante che smonta dal turno precedente per riprendere la stessa volante. Sono situazioni di criticità che, voglio dire, la categoria affronta con, assolutamente dedizione. Ci mancherebbe, però è un problema oggettivo su questi, ma ripeto, noi non vogliamo, l'ho detto prima, fare sempre la parte di quelli che si lamentano. Noi più che altro vogliamo che venga bilanciato il messaggio sulla sicurezza. Non si può ricordarsi di noi solamente quando c'è da fare delle promesse, e poi tutti i giorni i cittadini hanno bisogno di noi, quindi tranquillizzare i cittadini su una diminuzione della percentuale minimale sui reati, quando invece l'insicurezza percepita esiste, perché noi abbiamo preso come
punto di riferimento San Pier d'Arena, ma non ci occuperemo solamente di San Pier d'Arena, anche di altri quartieri, ma anche altre realtà nelle province della Liguria, Sì. perché di fatto i cittadini che abitano a San Pier d'Arena spesso hanno paura a uscire, ma perché non è un problema di polizia, è un problema di degrado sociale che deve essere affrontato da chi governa la città, perché una realtà come San Pier d'Arena non deve essere vista come un punto da quale fuggire, ma anzi bisogna recuperarla perché è l'anello di congiunzione tra i quartieri, tra la periferia e il centro. Quindi noi lanciamo questo ennesimo allarme, non vogliamo far capire al cittadino che i problemi si risolvono con operazioni di polizia. Bisogna invece mettersi ad un tavolo seriamente e ragionare su quelli che sono i veri problemi per attaccare frontalmente chi in modo silente si sta appropriando del nostro territorio, ovvero la criminalità organizzata che si sta infiltrando con infiltrazioni mafiose. Ciò che sta dietro sostanzialmente le operazioni che lei diceva di facciata, spesso utili, per carità, certamente. Non bisogna andarle ad escludere, ma però chi sfrutta la manovalanza a costo zero, che sono i disperati che sono sul territorio e con il fenomeno del piccolo spaccio fanno arricchire. Sì. Perché questi disperati non si arricchiscono con metodi legati a una normativa carente che rispetto allo spaccio di modiche quantità, poi di fatto noi non riusciamo neanche ad intervenire più di tanto perché è difficile comunque detenere queste persone. Ecco, si arricchiscono in modo veramente straordinario alle spalle di questa manovalanza a costo zero e alle spalle più che altro dell'insicurezza percepita, perché i cittadini questo ce lo dicono. Dobbiamo correre 30 secondi, ma davvero flash attraverso per riassumere. Ci siamo focalizzati sul contesto genovese e ligure. Ecco, è un problema prettamente genovese e ligure questo del quale abbiamo parlato, oppure rispecchia un po' anche il contesto nazionale? Cioè si può dire che purtroppo però a Genova è maggiormente marcata la situazione. Io ho fatto un focus sul problema spaccio, perché abbiamo questo territorio e il porto eccetera che favorisce. Il problema è nazionale per quanto riguarda le risorse. Noi abbiamo bisogno di un inserimento al più presto di più di 20.000 unità sul territorio nazionale. Sì. Perché se nei prossimi 5 anni questo non avverrà, rischiamo veramente di andare in crisi a livello generale rispetto alla struttura complessa della Polizia di Stato, perché ci sarà una forte uscita di personale che andrà in pensione che dovrà essere recuperata. Al momento c'è un concorso aperto, però si sta facendo lo scorrimento alla graduatoria per nuove assunzioni, ma non è sufficiente. Il governo deve investire con nuove assunzioni, l'ha promesso, come ci ha promesso il contratto di 200-300 euro, stiamo parlando del governo del 2018, non abbiamo ancora visto nulla, quindi su questo abbiamo bisogno di risposte. Grazie e buon lavoro a Roberto Traverso, a segretario del SIAP, sindacato italiano appartenenti polizia. Matteo Rover e Babbo Leo News, cosa succede in Liguria? Domenica 5 gennaio 2020.